Fausto Cigliano, cantante, chitarrista, attore, da sempre uno degli interpreti più apprezzati del repertorio napoletano. Lei ha fatto diversi caroselli, sempre per lo stesso marchio, la Nestlé, dalla fine degli anni 50 fino alla metà degli anni 60. Che cosa ricorda di questa sua esperienza? Ma intanto ricordo, diciamo che nel 59 io avevo già fatto qualche cosa di cinema precedentemente, o forse tutto quello che c'era da fare di cinema che mi riguardava, quindi il contatto con la macchina da presa da dilettante già mi era capitato, e anche a un certo livello, perché avevo lavorato con Nino Manfredi in Guardia Ladro e Cameriera e insomma in film che poi andarono anche abbastanza bene alcuni. Quando sono andato alla Nestlé e ho cominciato a fare i caroselli, naturalmente la faccenda era tutto un pochettino ridotta come tipo di lavorazione. Erano dei piccoli frammenti perché duravano un minuto e qualche cosa, adesso non ricordo, ma comunque era un lavoro estremamente affascinante e diverso dal lavoro che si faceva noi cantanti e comunque anche gli altri artisti a quell'epoca. Noi andavamo a cantare nelle piazze, soprattutto nelle piazze allora, e invece lì si andava in uno studio, io ricordo bene a Carate Brianza, in una villa, che era la villa del regista Giachino, e per quello che mi riguarda era un'ambientazione familiare, molto artigianale. E poi dopo ci vedevamo, vedevamo il riflesso di queste cose che succedevano, e diciamo che è difficile un po' ricordare perché sono stati tanti i caroselli che ho fatto, forse ci sono dei periodi, come dire, delle periodiche, cioè ogni anno si cambiava un pochettino il genere, ma insomma l'argomentazione era poi sempre quella che io finivo col cantare qualche cosa, insomma. E ricordiamo tanti numeri memorabili, in particolare io ricordo Noi siamo quelli dello Scisci. Lei ha avuto anche poi Sì. anche Napolitan Blues, poi insomma canzoni napoletane ovviamente che erano proprio del suo repertorio, ma anche Brasil di Ari Barroso, Red River Valley, Sì, sì, cantavo eh, anche delle canzoni La che Paloma. poi derivavano da quello che era la cultura di un cantante di quell'epoca. Io ho fatto nel avantelevisione, diciamo, ho fatto il night club, quando era ancora guaglione, proprio nel senso che andava a scuola nel 1900, adesso non mi ricordo, 52 o 53, io sono andato a Ischia per la prima volta e andavo ancora a scuola, all'Acquameno mi ricordo, non all'Acquameno andavo a scuola a Napoli, però d'estate ho cominciato a fare il locale notturno e ho fatto il locale notturno a Porto d'Ischia l'anno successivo, e quindi lì non si cantava napoletano, si cantava inglese, francese e spagnolo. Difatti la mia prima pronuncia napoletana, essendo io vissuto a Goppo Vomero, al Vomero, era, qualche volta sento qualche canzone dell'epoca, eccetera, era ancora troppo vomerese, nel senso, cioè non aveva proprio la caratteristica, non dico lazzarona, Sì, ma diciamo della più voce, popolare, insomma, sì. ma era già, era una pronuncia un po' inglese, va? Ecco. Senta, lei ha lavorato sempre con lo stesso regista, Luigi Sì, Giachino, come lei stesso ricordava, però ha alternato vari partner. E fra questi ricordiamo Gioe Sentieri, sì. ricordiamo Paolo Poli ed Erminio Macario, quindi ci vuole dire un po' come variavano queste serie, questi cicli. Dunque, le prime serie naturalmente le facevo da solo, le primissime nel 59, eccetera. C'era un attore che si chiamava Manfred Freiberger che faceva la spalla, Sì. diciamo, e c'era qualche ragazza che faceva le parti, insomma, di queste piccole scene che si intessevano nello studio. Poi successivamente, quando venne fuori Gioe Sentieri,
che io conoscevo naturalmente come Rino Sentieri e non come Gioia Sentieri, perché è il suo vero nome. Lui uscì da Sanremo con Quando viene la sera, canzone di Carlo Alberto Rossi naturalmente, vieni qui, siamo Ma vicinissimi. voi avete cantato anche una E canzone insieme a Sanremo con Gioia Sentieri, sembra sì, del ma non razzo. morì, se me lo ricorda lei, io me lo ricorderò. Mi pare nel 61. Sì. Dunque, cioè sempre uno per parte, non Certo, assieme, certo, sì, perché sì, sì, allora in le due canzoni erano versioni. sempre Certo, nella sdoppiate doppia tra versione, sì. cantanti italiani e cantanti Sì, stranieri, o cantanti italiani e italiani e stranieri sì. successivamente. Dunque, dove eravamo arrivati? Gioia Sentieri, Rino Sentieri, Allora, Rino il Sentieri, primo ciclo. perché vi cito questa citazione perché sono cose d'altri tempi, il capo dei programmi della Nestlé che mi aveva contattato a suo tempo, mi chiese il permesso, perché era una persona per bene, una persona educata, di se potevo accettare che lui inserisse Gioia Sentieri nel carosello, cosa d'altri tempi, insomma. Io dal momento che lo conoscevo avevo simpatia per lui, dissi senz'altro, eccetera, e quindi così i caroselli si variarono con l'ingresso di Rino Sentieri. Adesso purtroppo sono anni che non li vedo, mi piacerebbe vederne uno di quelli che facevano assieme, insomma, me li sono scordati. E poi ci sono stati Poi c'è Paolo stato Poli, Macario. Paolo Poli forse verso la fine, verso il 64 mi sembra, che una cosa Sì, del nel genere, 64, 64. esattamente. E poi successivamente anche Macario è stato ospite, diciamo, di questi caroselli. Ricorda qualche episodio particolare Ma durante io la lavorazione di un questi episodio che caroselli? io ho valutato forse qualche tempo dopo, perché non era ancora esploso il caso, a un certo momento siamo andati a Bustarsizio con la troupe a girare in una villa. E in questa villa, nel mentre che ci mettevamo a posto, loro sceglievano dei posti, in genere si usciva raramente in esterni, insomma, però in quel caso lì si andò a Bustarsizio. A Bustarsizio a un certo momento io sentivo un suono di violino, c'era una signora molto, molto, molto elegante, una bella donna, che poi successivamente ho capito che era la mamma del violinista che stava sopra. A un certo momento scende giù sto ragazzo, perché ci avrà avuto 12-13 anni, ed era Uto Ughi. Quindi abbiamo fatto, e lui, che era naturalmente già un gran musicista, perché già era un ragazzo di grande talento, si incuriosì con la chitarra che avevo io in quella occasione, che era una chitarra con la parte di dietro bombata tipo violino, anche il tipo di legno sembrava, per cui fu affascinato un po' da questa cosa qua, si parlò eccetera eccetera e poi dopo se ne andò sopra a continuare a suonare, sicché praticamente abbiamo fatto i caroselli col sottofondo, si fa per dire, perché lì quando si girava che poi si doppiavano queste cose, però l'abbiamo fatto col sottofondo di Uto Ughi, il che mi sembra una cosa abbastanza importante. Rilevanti, rilevanti. Edoardo, Peppino, Totò, Aldo Giuffre, Aurelio Fierro, Sì, Nino Taranto, Peppino Di Capri, Carlo Croccolo, Miranda Martino, Giacomo Furia, Dolores Palumbo, Vittorio Caprioli. sì. Lei, quasi tutti gli attori, i cantanti napoletani dell'epoca hanno fatto Carosello, Sì. anche non sempre ehm, per Ha fatto caroselli anche Dario Fo, Franca sì, 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 Rame, ma io mi riferivo, Dio della gente di peso, mi insomma. riferivo agli artisti Sì. napoletani. Dicevo, e non soltanto in questo caso per pubblicizzare A Roma è prodotti napoletano, napoletani. prodotti napoletani, sì. Che cosa aveva in quel momento Napoli e gli artisti napoletani in Beh, più in fatto di verve, di simpatia, di comunicativa al punto da indurre gli insertori a rivolgersi a loro per un prodotto? innanzitutto Napoli aveva Edoardo De Filippo, voglio dire, come grande eh, talento e grande i De Filippo, va, per, per- per, eh, per la grande cultura teatrale. E poi naturalmente c'aveva ancora il Festival Napoletano Fresco,
perché il Festival Napoletano è un festival che è andato bene fino a partire dal 56, ecco, da quando io sono entrato. Tra l'altro la canzone che io riassumevo tra le tante altre era una delle canzoni che mi capitò, era Guaglione, per intenderci. Ora, quando esce una canzone tipo 1956, Guaglione, che era credo, cantata sì. credo da Aurelio Fierro, in quelli che la cantavano con l'orchestra, quando uscirono queste canzoni qua, il Festival Napoletano era ancora originale ed era buono. Poi ha subito una sorta di implosione ed è caduto e non è mai più risuscitato, insomma. Quindi c'era il festival che è durato almeno 5, 6 o 7 anni e questo festival era quello che assieme ai De Filippo, assieme ai Giuffre, agli attori teatrali, al teatro napoletano, diciamo, aveva portato Napoli a una buona presenza nell'ambito nazionale. Lei E ha, meno male. lei ha reclamizzato un prodotto che aveva come slogan Ovo Maltina dà forza. Sì. Io so che a giorni cadrà il suo compleanno, quindi Il nel compleanno farle... dell'Uovo Maltina? No, il compleanno suo. E allora io ne approfitto ringraziandola per farle gli auguri e se Ovo Maltina dà forza, allora con uno slogan invece più recente diciamo che la forza sia con Fausto Cigliano. Voi siete molto gentili, io vi voglio un sacco di bene e malgrado voglio dire, la vostra manifestazione si riferisce a occulto, per qualche verso sono un poco curto pure io. Arrivederci e grazie. Arrivederci.